Strade di sangue, coppia di anziani muore a Limena nello schianto contro un tir. A Belluno perde la vita un imprenditore agricolo. Ieri tragedia a Zero Branco. Coppia di coniugi trentenni arrestata dalla squadra mobile di Verona. Avevano attirato in trappola una babysitter con un annuncio violentandola. A Roccapietole torna l'incubo vento. A Malgacciapelle ha scoperchiato un hotel, inagibile una stanza. Il sindaco De Bernardini: adesso basta, abbiamo bisogno di ripartire. Fiamme nella notte in una zona boschiva di circa 1 ettaro tra Colvisentin, Fais e Malgacor. L'incendio è favorito dalla siccità delle ultime settimane. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco. Scossa di terremoto di magnitudo 4.6 con epicentro nella provincia di Ravenna. La scossa è stata avvertita anche in Veneto, numerose chiamate al 115. L'arrivo di Cesare Battisti in Italia. A Santa Maria di Sale il pianto liberatorio del figlio del macellaio veneziano ucciso nel 79. Il ministro dell'interno Salvini marcirà in galera. Vigili del fuoco ancora lavoro a Mestre dopo la fuga di gas che ieri sera ha costretto all'evacuazione di 3 condomini. Caccia a nuove perdite. Prima giornata di blocco del traffico a Padova. Il livello di allerta è il più alto previsto nella scala di rilevamenti dell'inquinamento. Buongiorno e ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali, lo avete sentito dai titoli in apertura, una tragedia avvenuta poco fa nel Padovano e precisamente a Limena, ai confini con Piazzola sul Brenta. Al momento sono ancora frammentarie le notizie di quanto accaduto in via Guglielmo Marconi all'incrocio con via Gastaldi. Una Yaris, per cause ancora tutte da chiarire, è finita contro un tir. L'impatto è stato violentissimo. I 2 anziani che si trovavano a bordo dell'utilitaria sono morti sul colpo. Complessivamente 3 le auto coinvolte. Ovviamente maggiori dettagli di questa tragedia nel corso delle nostre prossime edizioni del telegiornale. Ed altro drammatico incidente mortale ieri sera nel Bellunese, a perdere la vita un noto imprenditore agricolo. Cencenighe stamane si è svegliata sotto shock per la drammatica morte di Davis Baiolla, imprenditore agricolo di 34 anni, vittima ieri sera intorno alle 23 di un incidente mortale in Valle del Biois, località Casate, lungo la regionale 346 del passo San Pellegrino. L'uomo si trovava al volante del suo pick-up quando, per cause che dovranno ora essere chiarite dalle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. La sua corsa è terminata contro un albero, violentissimo l'impatto che non ha lasciato scampo a Baiolla, morto praticamente sul colpo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del SUEM che, una volta giunti sul luogo del drammatico incidente insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il 34enne era molto conosciuto nella Gordino per la sua attività a Morbiac di Cencenighe, dove gestiva l'omonima azienda agricola. Ma Davis Baiolla era anche conosciuto per essere stato il primo, da giovanissimo, una decina di anni fa, a portare in paese il primo distributore di latte. Ed incidente mortale nel Trevigiano, vittima un cameriere di Padova. Schianto violentissimo lungo la Noalese, nei pressi del centro del comune trevigiano di Zero Branco. A perdere la vita un 56enne padovano, originario di Catanzaro, direttore di sala del ristorante L'Antico Brolo in centro a Padova. Gregorio Muzzi, questo è il nome della vittima, sembra fosse diretto all'aeroporto di Treviso nel suo giorno libero per prendere una collega in arrivo. Viaggiava su un'auto che, per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di Castelfranco, si è scontrato con un autocarro che proveniva dalla direzione opposta. Dopo l'impatto il camion è finito nel fosso al lato della strada e stessa sorte toccata all'auto di Muzzi sul lato opposto, completamente distrutta. Sul posto anche i vigili del fuoco che solo dopo un'ora sono riusciti a estrarre l'uomo dalle lamiere dell'auto. Immediato il trasporto al Cafoncello di Treviso, dove però è morto poco dopo. Ferito anche l'autista del mezzo pesante. Muzzi, che abitava nel quartiere Terranegra a Padova, lavorava da 30 anni al ristorante Antico Brolo, di proprietà di Mario Di Natale, noto anche per essere stato fondatore della Nazionale Piloti. Nel locale, che aveva ospitato spesso anche il campione Michael Schumacher, Muzzi svolgeva le funzioni di maître e sommelier. Ed ancora cronaca, shock a Verona. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato ieri pomeriggio una coppia di coniugi trentenni con l'accusa di aver sequestrato e violentato una giovane studentessa universitaria italiana che avevano attirato in una vera e propria trappola. La ragazza nel primo pomeriggio del 10 gennaio aveva risposto ad un annuncio di babysitting pubblicato
sui social offrendo la propria disponibilità per accudire un bambino e lasciando il proprio recapito telefonico. I sedicenti genitori hanno concordato che avrebbe iniziato dalla sera stessa, appuntamento alle 23 in Porta Vescovo. La ragazza è salita nell'automobile della donna per poi raggiungere il marito, ma invece che dirigersi a casa la coppia ha portato la ragazza in un campo nelle zone di Poiano ed è qui che l'uomo l'ha violentata sotto minaccia di un taglierino, minacciandola di divulgare una sua foto a torso nudo qualora fosse stato denunciato dalla polizia. La giovane invece sporto denuncia e i due sono stati arrestati. Ed ora ci spostiamo invece nel Bellunese. Il forte vento che ieri ha soffiato ancora una volta a Rocca Pietore e scoperchiato un hotel. Il forte vento che era previsto ha purtroppo in quel di Rocca Pietore fatto danni anche questa volta. Ancora Rocca Pietore, ancora il vento, ancora danni. Non c'è pace per il comune bellunese, diventato a fine ottobre il simbolo della devastazione del maltempo sulla montagna veneta. Ieri sera fortissime raffiche di vento hanno soffiato sopra Malgacciapela. L'hotel Tirolia di Malgacciapela è stato in parte scoperchiato in maniera abbastanza grave, di proprietà dell'ex sindaco Maurizio De Cassan, vicino alla funivia. È uno degli alberghi importanti della valle che deve fare adesso la lotta contro il tempo per riuscire a risistemare, perché i prossimi giorni hanno anche messo neve. Una stanza dell'hotel risulta al momento inagibile. Sempre ieri sera vigili del fuoco al lavoro per la rimozione e il taglio di pianti in Agordino e Valbelluna. Spiega l'ARPAV di Arabba che le forti raffiche di vento hanno interessato quasi esclusivamente l'area di Rocca Pietore, mentre i rilevatori hanno evidenziato fenomeni importanti nelle valli e sulla pedemontana, quasi più forti che in alta quota, questo per una concomitanza di fattori, come il transito di un fronte freddo associato ad un marcato fön che in Valbelluna ha fatto registrare nella giornata di ieri massimi intorno ai 15 gradi, ben al di sopra dei valori stagionali. Un sostanziale peggioramento delle condizioni climatiche, cioè arrivano degli eventi che sono sempre molto cattivi e che negli anni che ricordo io, da 30 anni a questa parte, non si verificavano. A Rocca Pietore ancora una volta bisogna ripartire. Adesso abbiamo bisogno veramente di rimetterci in piedi e non di affrontare continuamente delle nuove emergenze. Ed il vento ha favorito anche un incendio nel Vittoriese. Si è rischiato grosso ieri sera sulle prealpi a nord di Vittorio Veneto, dove un incendio favorito dalla prolungata siccità delle ultime settimane e alimentato dal forte vento è riuscito a propagarsi su una zona boschiva ampia circa 1 ettaro tra Col Visentin, Fais, Piana dei Grassi, Malgacor. Erano circa le 21:30 quando il fuoco è divampato facendo scattare l'allarme. Sul posto sono state fatte intervenire squadre dei vigili del fuoco da Vittorio Veneto, Montebelluna e Asolo insieme ai volontari forestali. Presente per seguire da vicino l'evolversi della situazione anche il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. Fondamentale l'azione tempestiva degli uomini del 115, altrimenti il rogo avrebbe potuto assumere ben altre dimensioni. Il caso ha voluto inoltre che le fiamme siano state spinte dal vento verso una zona libera da alberi e questo le ha ulteriormente rallentate. Ed ora parliamo invece del terremoto. La scossa è stata avvertita anche in Veneto. Attorno alla mezzanotte numerose le chiamate al 115. Intorno alla mezzanotte sono arrivate numerose chiamate al 115, cittadini spaventati che hanno avvertito la scossa di terremoto. Vigili del fuoco in allerta per tutta la notte, anche se non si sono registrati fortunatamente danni né segnalazioni di persone ferite. Le zone da dove hanno chiamato maggiormente sono state Treviso, Conegliano, Venezia, Piombino Dese. A Padova e Venezia il movimento tellurico è stato sentito nettamente per alcuni secondi, soprattutto dai cittadini che risiedono nelle abitazioni ai piani più alti. La scossa di terremoto è stata di magnitudo 4.6 con epicentro nella provincia di Ravenna. I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa a Cittadella per un automobilista che dopo aver perso il controllo è andato a sbattere contro alcune auto parcheggiate. Una delle vetture tamponate è finita contro il muro di un'abitazione causando lesioni alla casa. Il conducente è rimasto illeso. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza i mezzi e valutando la staticità dell'abitazione che necessita di alcuni lavori per il ripristino completo delle condizioni di sicurezza. A scopo cautelativo è stato inibito l'uso di un ingresso e una parte di locale dell'abitazione.
E grave incidente anche a Musile di Piave, una moto è finita contro una macchina, un ferito grave, ci dice tutto Ilaria Marchiori. Buongiorno da Musile di Piave, c'è stato un brutto incidente questa mattina intorno alle 8:20 lungo la Treviso Mare. Per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un'auto e uno scooter si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato sbalzato dal mezzo. Immediato l'intervento sul posto di un'ambulanza del SUEM 118, degli agenti della polizia locale e dei carabinieri. Il ferito, una volta stabilizzato dai paramedici, è stato fatto salire a bordo di un elisoccorso e trasportato all'ospedale All'Angelo di Mestre. Si troverebbe in gravi condizioni. Al momento sono queste tutte le informazioni che abbiamo, vi aggiorneremo nel corso dei nostri telegiornali serali. Da Musile di Piave è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie ad Ilaria ed andiamo avanti. Cesare Battisti, lo ricordiamo, ieri mattina è atterrato all'aeroporto di Ciampino. La scena ha scatenato il pianto liberatorio di Adriano Sabadin, il macellaio di Santa Maria di Sala, che a 17 anni assistette all'omicidio del padre Lino da parte di Battisti e di Diego Giacomin. Era il 16 febbraio del 79. Eccolo, vediamo Cesare Battisti in questo momento scendere dall'aereo e toccare il suolo italiano. Eccolo, cammina scortato ovviamente dagli uomini della polizia. Lo sguardo fisso al televisore mentre immortala col telefonino la scena che attendeva da 40 anni per poterla poi mostrare alla madre e alla sorella. Adriano Sabadino osserva in silenzio l'uomo che a 17 anni vide partecipare all'omicidio di suo padre. Poi si lascia andare a un pianto liberatorio. Cosa volete che vi dica? Sto pensando a mio padre. E quello chi l'ha ammazzato? Sì, quel bastardo là. In un circuito di alta sicurezza, quello sono anche nati liberatorio, terroristi, intanto in questi minuti. Scusate, non ce la faccio. Stiamo preparando una sorta di ho messo una scrivania perché a breve proprio. Nel vedere Cesare Battisti finalmente consegnato alla giustizia, la sua mente è tornata al momento che ha segnato per sempre la sua vita, l'omicidio del padre Lino nella macelleria di Caltana che ancora porta il suo nome. Ho rivisto tutto in pochi attimi, mio padre per terra, il sangue, e dopo tutto quello che abbiamo subito. 40 anni sono lunghi, si commuove Adriano, ora spero che mio padre possa riposare in pace. Io avevo 17 anni, l'altra 12 e la più piccola 6 anni. Non vi dico lo strazio che abbiamo passato. Scusate, ma l'emozione è grande. Una vita di dolore, prima per il lutto subito e poi per l'angoscia di non riuscire a ottenere giustizia. Mia figlia stamattina disse, finalmente hanno preso quel bastardo. E ha 8 anni. Lo strozzerei, mi ha detto questa mattina. Una bambina di 8 anni. E lei cosa farebbe invece? Lasciamo perdere. Un capitolo chiuso. A Battisti auguro due cose, continua Sabadin, che paghi fino in fondo per le sue colpe e che in prigione si possa rendere conto del male che ha fatto. Spero che dove si trova abbia il modo di fare pentimento e di riflettere. Lei qualche tempo fa ha detto io vorrei averlo di fronte questa persona per dire delle cose, lo vorrebbe vedere anche adesso? Non lo so, adesso credo di chiudere un capitolo, adesso basta. Non vuole più incontrarlo? Non più saperne, basta, stop e chiuso. Questa storia, confessa, a me e alla mia famiglia è già costata troppo. Io ero un ragazzo che mi è stato tolto tutto, mi è stato tolto la mia adolescenza, la mia gioventù, ho fatto da padre, da capofamiglia e non ho mai pensato per me fino adesso. E questo ne sono orgoglioso, lo rifarei, però Cesare Battisti mi ha tolto tutto quanto. Nessun sentimento di vendetta, ma il macellaio e la sua famiglia adesso chiedono silenzio. Mi fa male e lo ripeto ancora a tutte quelle persone e quelle che lo stanno appoggiando e difendendo. Cucitevi la bocca, per favore. Ce n'è qualcuno anche oggi di questi? Sono meno di una volta, ma ci sono ancora. Allora diciamo cucitevi la bocca, per favore. Lavori forzati per Cesare Battisti, la provocazione ieri sera a 20:10 da parte dell'onorevole Caon.
Io farei una legge speciale per questa persona. Cioè? Io li metterei a fare i lavori, allora non si può dire lavori forzati, li chiamiamo socialmente utili forzati. E tutti i soldi vorrei che andassero devoluti alle famiglie che hanno avuto disgrazie per colpa di queste persone. Cosa è cambiato secondo lei? Perché questa volta ci siamo riusciti? Ma è cambiato che dopo 37 anni non ho più avuto le coperture. È un po' scemata, un po' tutta quanta questa gente che per anni sono stati bravi. Si è nascosto dietro a motivi politici per trovare una via di fuga, trovare delle coperture. E sicuramente ha goduto di anni e anni di copertura politica, e questo è un fatto gravissimo, da parte di presidenti stranieri come poteva essere Mitterrand in Francia, Lula in Brasile, ma non ricordiamo anche gli esponenti di un certo tipo di sinistra, dell'intelligenza, come può essere un certo Vauro, un certo Saviano, che hanno firmato un appello perché non andasse in carcere, oppure la première dame francese Carla Bruni. Quindi tutto questo mondo che ha sempre coperto questo criminale che si divertiva a farsi vedere col sorriso, col ghigno. Ed ora parliamo della fuga di gas a Mestre. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro, ma sentiamo sul posto per noi Tommaso Stoppa. Sì, buongiorno da Mestre, dove sono ancora in corso le operazioni di riparazione della tubatura di gas in via Cardinal Massaia, che si è guastata portando ieri all'evacuazione di 3 palazzine. Dopo l'individuazione di una prima perdita sono state accertati altri danni alla rete lungo tutto quel tratto, e sono quindi ancora in corso le operazioni di scavo su circa un centinaio di metri di strada da parte dei tecnici della rete gas, supportati dai vigili del fuoco, che anche questa mattina sono presenti per assicurare la sicurezza degli operai. Le persone evacuate dai condomini ieri pomeriggio, dopo un'attenta valutazione e verifica delle condizioni ambientali, sono intanto state fatte rientrare nei loro alloggi. L'allarme era scattato ieri intorno alle 4, dalle segnalazioni proprio di alcuni di questi residenti che avvertivano un forte odore di gas, e i vigili del fuoco erano poi corsi sul posto con 3 squadre, anche con il nucleo NBCR, che si occupa di proteggere dal rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico. Era scattata l'evacuazione in fretta e furia, con anche situazioni di disagio per persone anziane e persone in carrozzina che in pochissimi minuti hanno dovuto lasciare le loro case. Tutto però è andato bene, restano i disagi per questi lavori che dovrebbero comunque terminare entro la giornata. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa, ed ora ci fermiamo per un attimo di pubblicità. In Italy. Siamo tornati nuovamente in studio con la prima edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Ci spostiamo ora a Padova, prima giornata di blocco del traffico nella città del Santo. Il livello di allerta è il più alto previsto nella scala di rilevamenti dell'inquinamento. Per la prima volta a Padova è scattato il semaforo rosso, il provvedimento antismog che applica ampi restringimenti alla circolazione stradale, che si attiva dopo 10 giorni di superamento del valore limite di 50 microgrammi a metro cubo di PM10. L'allerta rossa significa il divieto di circolazione di veicoli a benzina privati e commerciali Euro 0 ed Euro 1 e di veicoli diesel privati e commerciali Euro 0, 1, 2, 3 e 4, oltre a motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi matricolati prima del 1 gennaio 2000. Il blocco si applica dalle 8:30 alle 18:30, ma per i mezzi commerciali il divieto è solo nella fascia che va dalle 8:30 di mattina a mezzogiorno e mezzo. Operazione antidroga dei carabinieri di Piove di Sacco, in manette uno spacciatore seriale. Da tempo aveva costituito un ricco gruppo di acquirenti ai quali forniva quotidianamente cocaina e in via marginale hashish. I carabinieri di Piove di Sacco, con la partecipazione di un'unità antidroga del nucleo carabinieri cinofili di Torreglia, hanno arrestato un nordafricano di 51 anni al termine di un'indagine iniziata nell'agosto 2018, durante la quale è stato documentato un lungo periodo di spaccio partito dalla fine del 2016. Lo straniero era già stato arrestato per lo stesso reato, ma secondo i carabinieri non aveva mai smesso di svolgere
svolgere quell'attività illecita che costituiva la sua principale fonte di sostentamento. E intanto sul fronte sicurezza a Vicenza è arrivato il nuovo questore Bruno Failla, contrasto e prevenzione, le due parole d'ordine per un unico obiettivo, la sicurezza dei vicentini. Contrasto e prevenzione. Sono le due parole chiave del nuovo questore di Vicenza Bruno Failla, 55 anni, romano, padre di 2 figlie, già questore di Arezzo. Catapultato in città, arrivato nella serata di domenica, ha già avuto modo di incontrare il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, il prefetto e il procuratore della Repubblica. Incontri istituzionali che gli hanno consentito però di farsi un primo quadro di quelle che sono le problematiche di Vicenza e della provincia. Già vengono messe in campo tutte le misure di contrasto idonee, e cercheremo anche di studiare delle misure di prevenzione tali che permettano di ridurre i flussi e quindi le aggregazioni criminali e magari tranquillizzare un po' più e ridurre la percezione dell'insicurezza. Foglio di via obbligatorio e DASP urbano per contrastare la criminalità, gli strumenti di legge dello Stato utilizzati con successo dal questore Failla ad Arezzo e che oggi tanto più potrebbero essere la chiave di volta per Vicenza. Vediamo se è applicabile anche qui. Tutti gli strumenti sono utili per cercare di rendere la città più sicura, più vivibile e soprattutto per rendere i cittadini, perché questo è l'obiettivo finale e l'idea finale, che i cittadini di Vicenza stiano sicuri. Primo impegno che subito il nuovo questore dovrà affrontare sul fronte sicurezza è per il fine settimana con l'apertura di Vicenza Oro. Ed ora una storia che arriva dal quartiere di Sant'Antonino nel Trevigiano, è quella di Elisa Zottarelle che oggi compie 100 anni, una vita iniziata a Genova con i primi vagiti in una stazione di profughi della Grande Guerra, un compleanno eccezionale con una piccola richiesta al sindaco. Come l'ha fatto arrivare fino a 100 anni? Lavorando. Sempre? Ho sempre lavorato perché ho avuto sia i fioi e mia casa sempre in ordine. Ecco l'elisir di lunga vita, almeno secondo Elisa Zottarelle, classe 1919. Lei appartiene a quel piccolo esercito di oltre 250 persone che nella Marca hanno superato il secolo di vita. Per l'80% sono tutte donne, trevigiane che con occhi come questi hanno passato 2 guerre che le hanno temprate. Tante storie tutte diverse e quasi tutte iniziate tra le 1000 difficoltà, come per nonna Elisa, che il 14 gennaio di 100 anni fa nasceva lontano dalla sua Treviso. A Genova profuga. Poi la fanciullezza nel cuore di Treviso. Come viene a Piazza Poi dei suoi anni? Panchine ufficio e una fontana in mezzo. Sì. Avevamo giocare a tria in una panchina, mio e mio fratello. Però mio nonno aveva il forno, che è il forno del Pipetta, io chiamava. Fotogrammi di un film lungo 100 anni, in parte fermati da queste fotografie. La nonna da bambina, lungo una delle tante strade polverose della Treviso degli anni 30, poi il matrimonio con quel giovane tanto alto da far soprannominare la coppia la chiesa col campanile. Il viaggio di nozze a Padova, pagato dal compare. E poi ancora la guerra col marito al fronte, prima in Abissinia e poi in Albania. Quando finisce la guerra i figli sono 6 e inizia la ricostruzione. Poi il boom e la voglia di dimenticare nei sorrisi di una giornata sulla neve o sulla sabbia infuocata di Jesolo. Tutto è sempre un passo dietro l'altro fino ad oggi e dentro a questa casa, da subito dopo la guerra, la sua casa che per niente al mondo vuole lasciare. Per questo dalla figlia un piccolo appello al sindaco Conte. Mia mamma a 100 anni non cammina più, non fa più le scale. Se ci dà un aiuto di fare la seggiolina per portarla giù. Un piccolo regalo per nonna Elisa, perché quello più grande è l'affetto quotidiano di figli e nipoti. Un esempio sempre più raro nella nostra società e per questo da valorizzare. Ma a questo punto l'ultima parola spetta a lei, che da nonna manda i suoi consigli ai giovani. Chi fa sapere, chi studia e chi si fa una posizione qui bien grandi.
Prima di chiudere vi ricordo fra qualche minuto la nostra trasmissione Ore 13, in studio Fabio Olivieri dell'Associazione Gruppo Imprenditori del Milanese e Fabrizio Tonon dell'Umpli del Veneto per parlare delle difficoltà delle Proloc o delle associazioni per continuare a organizzare eventi e manifestazioni che tengano vivi i paesi e anche dalle difficoltà a trovare volontari, alla burocrazia, alle ferree norme di sicurezza e igiene. Vi ricordo poi questa sera invece 20:10 in studio Mario Conte, sindaco di Treviso. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona giornata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Una settimana sempre in compagnia del sole. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la costante presenza dell'anticiclone garantirà un tempo stabile e anche ampiamente soleggiato. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con pochi nubi su tutte le province della nostra regione. Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi, massime tra i 5 e 8 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che sarà infatti sereno o al massimo con presenza di pochi nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime oscillanti tra i -3 e 0 gradi, massime comprese tra i 5 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo sulla nostra regione, le precipitazioni a nord tenderanno ad esaurirsi e su tutto il territorio tornerà il sole. Temperature minime comprese tra i -3 e i -2 gradi, massime oscillanti tra i 7 e 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.